Chissà se i ragazzi di We Race organizzeranno mai qualcosa qui in terra veneta. Dopo l'esperienza dell'anno scorso in quel di Modena con il buon Amos, guidando per la Tatum e portandola sul podio, mi sono chiesto, chissà se i ragazzi di We Race organizzeranno mai qualcosa qui in terra veneta. Ebbene, le mie preghiere sono state ascoltate perché oggi inizia ufficialmente l'epoca di We Race in terra veneta. Ok, ma molti si chiederanno, ma cos'è WeRace.it? WeRace.it è il frutto dell'unione di idee ed intenti di diverse realtà come Formula 1 in generale, Flop Gear, tanto per citarne alcune, e si è posta un obiettivo molto ambizioso, quello di far conoscere e approcciare al motorsport chi magari non lo mastica o l'ha visto come un traguardo irraggiungibile, facendolo divertire e spedendo il giusto. WeRace nasce nel 2022 con i primi eventi e devo ammettere che le premesse sono state sin da subito ottime, con sempre più sold out in tutte quante le gare organizzate. Per il 2023 ci sono tantissime novità, come per esempio la WeRace Spartan, ovvero delle gare Ironman da 45 minuti, nella quale bisogna autogestirsi sia il passo gara che fisicamente, ma anche i pit stop. Ma la seconda grande novità di quest'anno è il sistema di ranking. Avete presente iRacing? Ecco, il concetto su cui parte questa classifica è lo stesso, ovvero più si va su con i punteggi, più si va su categorie sempre più competitive e forti. Ovviamente se uno è più debole e finisce in una gara il cui livello è molto più alto, guadagna molti più punti. Il concetto più o meno è lo stesso. Ovviamente in descrizione nel primo commento qui sotto troverete il link al sito di WeRace per scoprire tutte le prossime tappe, e sappiate che stanno anche organizzando in collaborazione con la Formula 1 dimenticata il campionato dimenticato, in cui correranno tutte quante le scuderie che in passato in Formula 1 non hanno brillato per risultati. E potrebbe essere che il sottoscritto vada a finire in un team di bassa fascia per quanto riguarda la Formula 1 per cercare di portarlo sul podio. Magari fosse l'Andrea Moda, no? Come vedete mi trovo alla B-Karting di San Giorgio in Bosco per questa prima Endurance, 2 ore di gara, 20 minuti prove libere e qualifica one shot, 5 cambi obbligatori per una gara che si prospetta molto interessante. Comunque ragazzi, vi voglio presentare il team GTSM, eccoli qua, presentatevi dai che così. Ciao, piacere, Salvatore. Gianmarco. Tommaso. E condividerò con loro questa prima 2 ore Endurance marchiata WeRace in terra veneta. E come da tradizione WeRace, dopo il briefing bisogna fare la track walk, che fai, te ne privi per cercare di scoprire i segreti del tracciato, capire come gestire doppiaggi, sorpassi e vedere anche in che condizioni è la pista. Comunque serata fresca, perfetta per correre, e guardate quanti piloti ci sono, per cui andiamo a vedere le prove libere come sono andate. Prove libere, farò 4 giri per poi cedere il posto, visto che ne abbiamo 20, e cambio di format per quanto riguarda le qualifiche, perché dal giro secco si passa a 5 giri cronometrati. Ovviamente chi farà il giro migliore tra noi 4 farà la qualifica e anche la partenza del primo stint, per cui sarà molto importante. Vediamo anche di vedere come vanno un po' i kart, perché da un pezzo che non vengo qui alla B-Karting mi aspetto che la manutenzione come sempre sia accuratissima. Vedremo un po' i tempi. Diciamo che è un po' strano, vengo dal CKR di domenica e sono un po' così, devo abituarmici. Vediamo un po' com'è la pista, scaldiamo le gomme per gli altri. Piantatissimo questo. Cazzo, non ha inserimento questo, bisogna portare un po' di frenata all'interno della curva per farlo girare, gomme un po' fredde. Ok, ci sono le qualifiche in corso, io farò il secondo stint di gara, quello più lungo da 30 minuti, e qualifica la cieca, praticamente non ci sarà il tabellone dei tempi, sarà spento, per cui come va, è tutto istinto, incrociamo le dita. Comunque il passo gara non sembra essere male, perché siamo tutti lì, vabbè io ho trovato un po' di traffico perché ovviamente primo turno, freddo e così via, però siamo tutti lì coi tempi, poi ci sono team che non hanno girato con la zavorra durante l'FP, insomma è tutto in evoluzione. E quello che state per vedere sarà il nostro best lap della qualifica, fatto all'ultimo tentativo, e come vedete non c'è il cronometro, per cui alla cieca, proprio come il nostro Tommaso.
sì signori, timbrato il cartellino pole position con 6 decimi di vantaggio, mamma mia come ha volato, firmato il ruotino e adesso siamo pronti per la partenza. Siamo in testa e avrò risappa alle calcagne perché veramente abbiamo avuto un ritmo della Madonna. No, proprio adesso. Pit fatto bene, 25 secondi, ai 50 si parte, bon, ok, 30 secondi, avrò mezz'ora di tempo circa, dovrò gestire molto bene. Spero di avere un po' di pista libera. Mamma come salta! È scivolosa, non è tanto facile farla così, la S, ok.
salta. Sorry. Probabilmente non avrò nessuna indicazione di come sto girando. Hai capito ragazzo? Gagliarda! Oh. Sorry. 4,8, ottimo! Meglio delle aspettative. Un po' lungo qua. Beh, ci sta, attenzione. Speriamo che non venga fuori una safety car, perché sennò veramente siamo nei casini. Che culo, tutta pista libera, ci stanno fermando tutti quanti adesso. Dai, push. 4,8 sempre. Mamma che martello! Continuiamo così, dai. Proprio a martello, che qui c'è un passo molto crustoso, dai. 4,6, un po' lungo qua, però secondo me anche il kart lo sento che va molto bene, segno che comunque la manutenzione qui viene fatta a regola d'arte, un plauso alla B-karting. Poi anche un po' il kart che si sta scaricando di benzina, no, il 18 che si è girato, ho gli incubi. 4,6, sto ponendo soltanto 3 decimi, eccolo il 4, ce l'ho dietro di me, dovrebbe però rientrare, piatto, devo fare molta attenzione. Purtroppo la bandiera blu non c'è, dovrò inventarmelo. Dai che sbaglia l'ingresso, lo buttiamo dentro. Grazie. Oddio, sta arrivando il 18, ho già paura. La Madonna! Buttato giù 3 decimi così di cattiveria. Calma, calma. Non cominciamo a sentire la stanchezza, non è passato tanto. Devo destinare un po' le forze. Riesco a tenere sto passo gara qua, siamo nel brodo veramente. Grazie. Sono educato, no? Oh! Sono avanti da te, sta arrivando il 4. Non dovrebbe mancare molto alla fine del mio stint. Sono 35, 10 minuti, 11 minuti, dai. Portiamo la casa, bello pulito, senza errori. Fate tappo, dai, fate tappo ragazzi, dai, conto su di voi, come l'ho detto. Dai che c'è il pit, dai che stiamo facendo il pit, dai, devo spingere, dai. Calma, devo avere più un po' di pista libera, non facciamo errori. Devo guadagnare quanto più possibile adesso. Purtroppo questo fa anche parte delle gare, i doppiaggi, e bisogna anche saperli gestire senza le bandiere blu, e purtroppo qua non siamo alle man con il tiro dell'Una Diers. Grazie, 5-1.
ma vabbè, premio stilosità la ragazza con il giubbetto leopardato, quello sì, però è un po' pericoloso, se si piglia sulle gomme sono casini, sorry. Ok, prossimo giro box, vediamo di farlo bene, pulito e senza errori. Quattro, 3, 2, 6 4-0, te l'ho detto io che c'era Rissa che ha fatto meglio. Dai, vai, concentrati, prendi il ritmo e capisci la pista, capisci il kart. Vai. Aggiornamento di metà gara, come vedete siamo in prima posizione, abbiamo già fatto il secondo pit, però devo tenere d'occhio Risat che ne ha già fatto 3, per cui ci mancano altri 2, però tutto sommato il mio stint è andato veramente bene, ho girato con tempi che non mi sarei mai aspettato, sul 4.3, 4.4, 4.6 ho tenuto veramente botta pur essendo 90 kg così, e la cosa è deleteria, però devo ammettere che kart un bijou veramente, complimenti alla B-Karting per la manutenzione, per tenerli sempre in ordine, perfettamente funzionanti e veloci. Adesso vediamo come andranno i prossimi stint, che ci alterneremo con un quarto d'ora. Abbiamo fatto 2 stint più lunghi all'inizio per cercare di guadagnare, adesso poi vediamo un po' come andranno le cose. Quello che avete appena visto è stato il nostro ultimo cambio, siamo in terza posizione, abbiamo avuto anche la sfiga di avere il cambio un po' più lento e purtroppo il traffico ci ha penalizzati negli ultimi stint e anche il passo gara quello che era, però comunque buono, e adesso vediamo di portarla alla fine con 3 secondi di vantaggio, ma la vedo un po' dura se bisogna vedere un po' il passo gara come sarà. Il podio è un po' a rischio, anche se forse no, Tecnomeccanica deve ancora fermarsi, noi abbiamo finito tutti quanti i pit e sarà una gara molto tirata. Ormai posso dire di aver preso l'abbonamento con i podi alle gare di Wii Race, perché secondo Quamos l'anno scorso a Modena e terzo quest'anno al debutto in Veneto con la B-Karting, insomma, manca solamente il gradino più alto del podio che mi sfugge per tanto così, veramente, serve una bella soddisfazione, magari nelle prossime gare potrebbe arrivare. Però devo ammettere che l'organizzazione è come sempre perfetta e debutto migliore nelle terre di San Marco non poteva essere. Spero che ne verranno riproposti in futuro, la gara era sold out e soprattutto è stato bello
bello vedere tanta gente che bene o male non ha mai corso una gara in kart, e questo è sintomo del lavoro ottimo che stanno facendo, ovvero il coinvolgere tutte quelle persone che hanno visto il correre come un traguardo irraggiungibile per via di fattori economici o perché non si sentono all'altezza. Invece il format di Wii Race permette di approcciarsi a questo mondo con una curva molto graduale, per cui personalmente non me ne vogliono gli altri organizzatori di campionati, almeno per quanto riguarda il mondo endurance, credo che il primo scalino da fare se si vuole approcciare il mondo del karting rental sia WeRace.it, almeno per quanto riguarda il discorso endurance, perché è un approccio molto morbido, non ci sono subito i team super mega professionisti che ti vengono lì a fare la gara e diciamo non ti permettono di affrontarla con la giusta mentalità. Ovviamente se volete organizzare una squadra con i vostri amici, questo potrebbe essere sì un ottimo campionato per iniziare e poi valutare il proseguo della vostra attività in pista. Per questa prima endurance in terra veneta dei ragazzi di WeRace.it è tutto, di sicuro ce ne saranno altre. Vi ricordo in descrizione nel primo commento qui sotto il link al sito per non perdervi i prossimi eventi, come anche per esempio le gare Spartan, e tenete d'occhio il discorso del campionato dimenticato, perché una tappa spero di poterla fare e chi lo sa, magari proprio con l'Andrea Moda vestendo i panni del Pupo Moreno, chi lo sa.